Autostart in movimento per la sesta corsa. Bellissimo confronto per 4 anni sul doppio chilometro. Sono in 5 al via, l'1 Speranza SSG Antonio Di Nardo, 2 Eco Gual Roberto Vecchione, 3 Eugenio RL Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 5 Eclissi BFC Carmine Piscoglio, 6 Excelsior Lorenzo Baldi. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si va. Veloce Eco Gual che va al comando, all'esterno Excelsior che si inventa partenza volante con il numero esterno. Lorenzo Baldi che prova la sorpresa nei confronti di Eco Gual che prova a tenere le punte di dentro sulla prima curva, insiste Excelsior, si difende Eco Gual, ne viene fuori una frazione violentissima, 200 metri passati in poco meno di 14 sul mio. Eco Gual che ha respinto Excelsior, in corda Speranza SSG che costringe di fuori Excelsior dopo 400 metri passati in 28,3. Sulla curva di destra Eco Gual prova a rallentare Speranza SSG nella sua scia, poi Excelsior muove all'esterno Eclissi BFC. Alla retroguardia rimane Eugenio RL, 44,4 per i primi 600 di corsa, con Eco Gual in vantaggio nei confronti di Speranza, Eclissi BFC che risale allo scoperto trascinandosi Eugenio RL, rimane in coda Excelsior. 1 minuto e 1 decimo per i primi 800, c'è stata una frazione lenta sulla retta opposta alle tribune, con il leader Eco Gual che cerca di risparmiare più energie possibili all'esterno. Eclissi BFC prova a farlo camminare, rimane in corda Speranza SSG che precede sempre Excelsior e poi Eugenio RL, 1,14,7 il chilometro della testa. Eco Gual in vantaggio, di fuori Eclissi, frazione in 15 sotto le tribune. Eco Gual ed Eclissi BFC, poi Speranza SSG ed Eugenio RL, quindi ancora Excelsior. Quando siamo al completamento della curva di destra che Eco Gual passa ancora in 14,7, di fuori sempre Eclissi BFC e Speranza SSG che prova a non perdere il contatto con Eco Gual che sta accelerando e mettendo in difficoltà Eclissi BFC, gli altri un po' più indietro quando siamo al miglio di gara passato in 1,58,9, 14,5 la retta di là. Eco Gual in vantaggio e Speranza SSG che prova a ricucire lungo la corda, all'esterno sempre lì appeso Eclissi BFC, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo vi entra in vantaggio Eco Gual che sta staccando nei confronti dei rivali. Eco Gual che nel finale viene a rifinire il tutto in bello stile, stracorre e fa il secondo Excelsior, al terzo Eclissi BFC. 2,27,8 per il successo di Eco Gual. Roberto Vecchione in salchi e al raddoppio immediato dopo il successo con Dodge Ferm, questa volta per il Team Elert al training, i colori di Raffaele Coppola. Successo in percorso di testa per il figlio di Algersol, vince Eco Gual in coast to coast al secondo, benissimo Excelsior dopo aver strappato a partire ed essersi ritratto ultimo, al terzo sul passo Eclissi BFC.